buongiorno anche all'amico che fa parte della polizia, Raffaele Padrone, del sindacato della polizia. Sì, UGL Polizia di Stato. UGL. Polizia. Polizia. Che facciamo parte della Confederazione. Certo. Quindi buongiorno e auguri a tutti. Buongiorno a te. Come vive la polizia queste situazioni? Cosa fate? Nulla, voi siete diventati più schiavi degli schiavi. Beh, e bistrattati e invisi poi sì. perché i poliziotti picchiano Sì, i poliziotti. Andate voi a fare i poliziotti, andate voi. Purtroppo gli illustri ospiti hanno un po' dato chiarezza di quello che è la società in questo momento, la vita politica, ma soprattutto anche la società in questo momento. Diciamo che oggi io sono poliziotto, sono sindacalista dell'UGL Polizia, ma oggi, dopo il nostro giuramento e fedeltà allo Stato, vediamo che è molto, molto difficile continuare nella nostra professione, perché secondo me la professione del poliziotto oggi è a rischio da queste leggi, non dal magistrato che applica le leggi, ma dalla legge in sé per sé. Se noi guardiamo ai primi di dicembre, sono state emanate dai Consigli dei Ministri leggi dove depenalizzano decine e decine di reati, dal furto al reato contro la persona, al reato contro il patrimonio, cioè cose che ci fanno spaventare, cioè la impunibilità per quei reati nel massimo dei 5 anni, nel minimo e nel massimo dei 5 anni. Quindi arresto non esiste più per chi ruba, per chi delinqua per questi gravi reati. Cioè in un momento in cui la gente, la società ha più bisogno delle forze dell'ordine, perché tra clandestini, tra profughi, tra apertura delle frontiere, dove tutti possono arrivare, dove tutti possono delinquere, la polizia non può intervenire, perché quando è intervenuta è dovuta intervenire con la forza, non abbiamo protocolli di intervento e quindi il poliziotto ogni mattina quando si sveglia va a lavorare, non sa se torna a casa perché deve avere uno scontro con qualcuno, non può rispondere al fuoco se non dopo aver preso dei colpi o ricevuto dei colpi. Ditemi voi se oggi fare il poliziotto non è difficile. Mamma mia. Quindi capisce, e i telespettatori, io vorrei che intervenisse, per quello la sua trasmissione dovrebbe durare di più, non iniziare prima, magari mezz'ora dopo, perché ci svegliamo tutti alle 3:30 per essere qua da lei. Perdono. Io vorrei innanzitutto fare gli auguri di buon anno a tutti quanti, a tutti, Grazie. a tutti i presenti, a tutti quanti, e in particolar modo a tutti quelli che hanno subito dei furti in casa, perché adesso, in questo periodo specialmente, quest'ultimo periodo, dopo che c'è stata la depenalizzazione del reato di furto, qui non si vive più. Noi nella vostra zona è una cosa spaventosa. Anche tu? La gente non riesce più ad uscire di casa, perché come esci di casa ti entrano, ti rompono le porte, le finestre e entrano in casa. A me personalmente in 2 mesi 3 volte sono entrato in casa. Pazzesco. 3 volte, signor Monaco. E non è tanto, hanno rubato, hanno portato via, ma non è tanto il valore in sé per sé del furto, diciamo, no? La cosa grave, la cosa brutta è che tu ti trovi la casa tutta in disordine, ti trovi le tue cose, pure i calzini, ti vanno a guardare pure dentro i calzini. È una cosa proprio psicologica, una cosa proprio spaventosa. E nella mia situazione, signor Monaco, è tantissima gente qui. Immagino. Noi siamo, anche pure i carabinieri, ho fatto la denuncia ai carabinieri, dice, siamo impotenti perché non abbiamo mezzi, non possiamo fare pattugliamento, non possiamo fare niente, quindi siamo proprio messi. E mi viene da dire, per quanto riguarda Raffaele Padrone, c'è il mio amico che ha scritto quanto segue: al poliziotto il mio grazie, loro hanno giurato fedeltà allo Stato, non a chi ha occupato le istituzioni, quindi ribellatevi, dice da un lato.
e dall'altro né a destra né a sinistra, sono solo servi dei poteri forti. Ma servi dei poteri forti? No. Noi siamo poliziotti, abbiamo la nostra dignità come poliziotti. Dicevo prima io, abbiamo giurato fedeltà allo Stato, questa è la realtà. È ovvio che ci troviamo a difendere magari delle persone con cui dobbiamo lavorare, quindi i colleghi che fanno le scorte, perché forse un po' faceva esempio a questo chi ha scritto. È un servizio di polizia che per quanto riguarda il nostro ordinamento va dato a coloro che hanno incarichi di alto livello. Diciamo che con le scorte qualcuno ha abusato, questo è vero, perché chi va in giro con la scorta magari non paga l'assicurazione, come fa l'operaio, come faccio io, come fa lei e chi ci ascolta, non paga la benzina, che ha il prezzo più alto di tutta Europa, e non paga tante cose. Ha dei vantaggi, sicuramente ha degli svantaggi, ma credo che siano più i vantaggi, perché chi ha la scorta per motivi istituzionali, poi dovrebbero essere il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, queste cose qui. E A proposito, tra attenzione, l'altro che qualcuno... sono non votati da noi queste tre. Esatto, attenzione, il Presidente Presidente del Senato, Consiglio, Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. certo, il Cioè, Presidente del ragazzi, Consiglio, se vi ricordate, i primi giorni, quando ha preso l'incarico, no quando è stato eletto, Ma quando ha chi preso era questo l'incarico, quando ha preso l'incarico, andava in giro Chi è? con una 147 bianca, arrivava, Sì. si faceva vedere. Dopo una settimana si è adeguato al sistema, perché questo è il sistema. La colpa è Io vostra. quello che voglio dire invece, sentivo parlare di soldi, mi veniva da piangere prima. Prima volevo ridere, poi ho detto no, è meglio che pianga. Perché un poliziotto oggi che guadagna mediamente dai 1.200 ai 1.500 euro, che deve scendere in piazza per difendere i lavoratori che stanno democraticamente manifestando, e anche lì ci sarebbe da discutere, no? Perché noi ci prendono di mira, abbiamo fatto oltre 6.000, 6.500 manifestazioni, poi abbiamo visto che l'importante era far casino, far confusione, così si andava sui giornali per diverso tempo, perché se la manifestazione va liscia non succede niente, allora ci vuole l'attacco. Ci siamo difesi, perché qualcuno ha detto dobbiamo ribellarci, perché volevo arrivare a questo, ci siamo difesi, lanci di bottiglie, ci hanno criticato, ci hanno detto che siamo dei fascisti, qualcuno della FIOM è andato lì a dire basta con la polizia, anche loro sono operai, lo ringrazio, però il problema è questo, che siamo continuamente i cuscinetti di questa società che non funziona, di questo sistema che non funziona. E alla gente interessa di più, dicevo prima fuori programma, la microcriminalità quando ti entrano in casa, come il telespettatore di Firenze, di Siena, non ricordo bene, comunque della Toscana, che dice sono venuti già 3 volte in casa. Oggi 3 volte in casa non ci andiamo neanche più, se non a fare il sopralluogo, perché è una perdita di tempo, se li troviamo in casa li denunciamo a piede libero, parlavo prima delle depenalizzazioni, e questi signori non è che vengono allontanati dallo Stato italiano, non si allontana più nessuno, anzi andiamo a prenderli, quindi cosa succede? Che cornuti e beffati, e questa è la vergogna dell'Italia, questa è la vergogna dell'Italia, questa è la sicurezza in Italia. Pazzesco.